Vogliamo più di te, di Cristo Gesù, significa che vogliamo essere servo. E hoje estaremos falando do senso de essere servo. Qual é o direito de um servo? Neanche questo. Non ha nessun diritto. E quando noi cantiamo voglio di più di te, Gesù vuole dire io voglio essere servo, 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 servo e servo. Senza diritto, senza diritto, senza diritto. E nós estamos iniziando questo periodo, come si chiama l'Avvento, o período que nós estaremo ricordando la nascita di Gesù. E come de consueto noi facciamo qua, ogni domenica nós estaremo inserendo una luce e ogni candela. E questo anno staremo lavorando ogni passo, ogni domenica su un argomento. E l'argomento di Natale questo anno è quello popolo che aspettava un Dio, un Messia, un Re, arriva un altro completamente diverso. E è questo diverso che è Cristo Gesù. E è il diverso della nostra mentalità perché è un diverso molto più bello. Perché loro aspettavano un Re che no senso di potere, di manifestare gloria e distruggere tutto, e arriva un servo. Nato una mangiatoia, una stalla, agli occhi umani senza valore, e cambia la storia. Accendiamo questa candela adesso? Una luce che noi possiamo ricordare ogni domenica di un servo. E questo senso di servo é que eu devo imparare. Se nós estamos celebrando o Natal, estamos celebrando que eu sou um servo. Amém? Ok, buona domenica. Luca 2, 22, 24, 27. Leggiamo qua. Fra di loro nacque anche una contesa. Chi di esse fosse considerato il più grande? Ma ele disse loro, il re delle nazioni li si signoreggiano, e quelli che lo sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ma, mi piace tanto la parola ma nella Bibbia, che quando eu comincio a pensare di un modo viene la parola ma, e porto na scossa. Ma per voi non deve essere così. Anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo. E chi governa come colui che serve. Perché chi è più grande, colui è che a tavola oppure quello che serve. Non è forse colui che è a tavola, ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Matteo 20, 28. Appunto, come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Appunto, come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Ti piace servire? Ti piace servire quelle persone che non ti daranno un grazie? Amém, è quello. Ti piace servire quelle persone che ma ho fatto tante cose e neanche un ringraziamento. È quella persona che io devo servire. Altrimenti eu non sono servo, no? Io cerco i miei diritti, no? Ma è così. Preghiamo. Grazie, oh Padre, perché questo è il tuo messaggio, la tua parola, guidaci. Misericordia del tuo Santo Spirito. Io ora, Padre, che vogliamo camminare in questa strada di Natale, di ricordare un Gesù, un uomo Gesù, un Dio che si fa uomo, Cristo Gesù, che noi sempre diciamo che è il nostro Signore e che possiamo imparare veramente a dichiarare che Cristo è il nostro Signore. Guidaci, misericordia, tuo Santo Spirito. Amém, Senhor. Servo. É muito interessante questo senso, o modo come Dio agisce e o senso che Dio lavora nella nostra vita. Eu não so come è stata la tua storia, la nostra storia, tante volte cambiamo di un momento all'altro, tanto il modo di pensare. Ma quando cominciamo a entrare in un argomento della persona di Dio, possiamo entrare in una linea e continuare coerente in quella linea. Dio ti sorprende sempre. Perché noi sempre aspettavamo qualcosa con la nostra mentalità del mondo.
E nós sempre abbiamo quella idea di che le cose funzionano in questo modo. Ma quando cominciamo a vedere o modo come Dio agisce, è una sorpresa. Perché Lui sempre fa diverso di quello che io sto pensando e immaginando. Perché Dio è un Dio creativo e che ti sorprende nella sua creatività e nella sua semplicità della vita. Ho vissuto, scusate, devo condividere un'esperienza che ho vissuto questa settimana, io e la Marisa Filippi, no? Mercoledì è stata un'esperienza stupenda da 12 anni che sono qua in Italia, forse una delle più belle. Un gruppo di persone, tutti cattolici, mi hanno invitato per andare a parlare chi sono i battisti. Ok, quarto d'Altino, siamo andati di là e c'era anche il parroco. Io ho parlato della nostra storia e soprattutto della nostra dottrina di fede. E ho usato la proiezione con tutti i testi biblici. Tante discussioni, tante parole, domande, ma quello che mi ha colpito tantissimo è che le persone hanno cominciato a fare le domande al parroco. E io ho detto, va bene. Sai quella strada che tu cerca di uscire veloce dalla storia di là? E interessante che dopo il parroco, io ho guardato lì e ho detto, noi già ci siamo visti una volta, no? E lui mi guardava, penso di sì. Tu non sei una persona strana. Quando stavo parlando, eu penso, sì, ci siamo visti. E lui si è ricordato. Ci siamo ricordati di quel momento, lui ha preso, possiamo celebrare adesso? Vado a casa mia, ha preso una bottiglia di prosecco, ha aperto, ha strappato, e abbiamo brindato, ha fatto un brindisi in quel momento per quella storia. Dio mi sorprende. E è finita quella cena di là e dopo assieme, è stata un'esperienza profonda nella semplicità, nella grandezza di Dio. E dopo lui ha detto, possiamo fare un studio biblico qualche volta qua? Sicuramente. Io ho consegnato dopo a tutte le persone presenti il CD di Horen, no? E ho dato a tutti loro un CD e loro hanno detto, e questo gruppo non può venire a cantare nella nostra parrocchia? Sicuramente. Devo parlare con la Isa e ho parlato anche dei bambini. E loro, sì, ma la nostra stile è diverso. Non c'è nessun problema. Siamo qui. È Dio che ti sorprende. Tu vai pensando in una cosa e dopo tu vedi che le cose si aprono. E in quello giorno ho ricevuto l'altro giorno, giovedì, un testo biblico del mio capo. E lui ha detto così, Pastore Caio, leggi 1 Corinzi 16, 9. E ho letto. È Dio che apre tante porte assieme a tanti avversari. Ossia, la esperienza do apóstolo Paulo que estava dizendo, e Dio mi ha aperto tante porte assieme a tanti avversari. Eu ho detto, glória a Dio que ci sono degli avversari che stanno combattendo, ma glória a Dio che si apre a tante porte. Che cosa c'era ieri qua? Eravamo circa 70-75 donne. Eravamo, anch'io ero presente. Anch'io. Abbiamo parlato della teoria gender ieri. 75 donne c'erano qua. 50 donne non erano della Chiesa. Chi è buono della matematica, 70, 75 meno 50, era un piccolo gruppo della Chiesa. Quando eu guardavo aquele gruppo, le nostre donne dove erano? Io sono servo. Ah, ma sono stanca, pastore, non posso andare. Sono impegnata con tante cose. Eu estava pensando in quel momento quando sono tornato a casa. Se noi non riusciamo a venire al nostro incontro per evangelizzare le donne che sono qua, 50 donne non credenti. Come che io porterò un'amica mia dentro della chiesa? È un'assurdità. Scusate le donne, ma quello che ho visto ieri è stato stupendo. Ma tante delle nostre donne hanno sprecato il momento di manifestare la gloria di Dio. Abbiamo avuto un momento meraviglioso, era un ambiente gradevole, stupendo. Ma le nostre donne, dove sono le nostre serve? A casa, non lo so, a lavoro, ok, malate, ok. Ma dove siete voi? Se noi non riusciamo a capire o senso di essere servo, come eu sono qua? Eu não posso explicar o momento de manifestar a glória de Deus a quarto d'Altino. Eu não posso explicar o momento de manifestar a glória de Deus quando ci sono 50 donne che non conoscono Gesù davanti a me. Eu não posso explicar o momento de manifestar a glória de Deus e de falar que meu Gesù é servo. Ma que servo eu sono? Que servo tu sei? Eu sono andato a casa não pensando che è stata una vergogna. Non è stata una vergogna.
perché lo Spirito Santo di Dio era in mezzo a noi e ha fatto un lavoro stupendo. E era bello di parlare con quel gruppo di donne dicendo che luogo stupendo, che meraviglioso, e parlando con loro, e loro sono tornati cercando di ritornare. Lo Spirito Santo ha fatto un lavoro che noi dovevamo fare. Lo Spirito Santo ha fatto, perché la gloria, la misericordia di Dio esiste. Perciò che adesso eu comincio a capire o senso che cosa é essere un servo. Io non penso in me, io penso negli altri. Che cosa è un servo? Che cosa significa questo senso? Noi dobbiamo leggere dopo o texto bíblico que Jesus se esvota de se stesso. Se Jesus se esvota de se stesso, della sua gloria, per diventare un servo, chi sono io? Chi sono io? Più di te. Più di te. Scusate, i farisei possono cantare più di te, ma nel momento di praticare o servo, dove è o più di te io voglio essere e vivere? Dove è o più di te? Più di me, no? Più dei miei diritti, più del mio conforto. Tu non mi capisci, pastor? Io non ti capisco, ma Dio ti capisce bene. Più di te, eu voglio essere un servo. Come que eu posso viver na vida de Cristo Jesus se eu riconosco que veramente uma salvezza per grazia e que os últimos tempos estão arrivando e que le porta chiuderanno tra poco? E como eu posso dire que Jesus verrà se eu não estou condividendo Cristo Jesus a nessuno? E dico dopo, più di te io voglio essere, più di te io voglio condividere. Dove c'è il senso di essere veramente un servitore di Cristo? Natale è questo insegnamento che Cristo ti dà. Ah, tu vuoi adesso celebrare Natale? Tu vuoi inserire la mia storia nella tua vita? Tu vuoi adesso ringraziare per tutto quello che ho fatto? È Natale, quello spirito natalizio e tanta cosa da mangiare e da bere, ma io vorrei vedere se tu sei veramente un servo. E tu stai cercando la tua propria felicità. Da dove è scritto che un servo cerca la propria felicità e il proprio diritto? Dove è scritto questo? Io non riesco a vedere nella Bibbia questo. L'unica cosa che io riesco a vedere è che un servo non ha diritto, è venuto per servire uno agli altri e non sta cercando i posti più grandi e i posti migliori. La dimostrazione che Cristo veramente è vivo nella mia vita è se esiste umiltà nel mio essere, semplicità nel mio essere e se veramente io sono una persona per servire e non importa il prezzo. Scusate di parlare novamente di ieri. Una ragazza, una signora, che abita a circa 60-70 km di qua, ha preso 2 corriere con 2 figli, uno 10 mesi e l'altro 4 anni. Da sola è venuta. Da sola. 60 km, più o meno 70 km. 2 corriere. E no, 3, scusate, c'è anche dalla stazione fino a qua. 3. E era qua. Non è bello questo? Era qua adorando a Dio. E è tornata dopo alle 6, 6 e mezza. Di nuovo, non so che ora è arrivata. Era di qua. Non c'è prezzo per un servo. Non importa. Perché vuole servire al Signore, non importa il prezzo. Noi stiamo cominciando a entrare in un grande pericolo che ha ucciso le chiese negli Stati Uniti dell'America e sta uccidendo le chiese nel Brasile. È quando noi prendiamo una zona che si chiama conforto spirituale, conforto fisico, dove io non sto pagando un prezzo per servire il mio Signore. E le chiese stanno diventando una grande società, le chiese stanno si diventando una grande associazione e non stanno essendo più una chiesa perché non stanno vivendo di essere un servitore, un servo del Signore Gesù che è pronto e disponibile a pagare un alto prezzo per il Signore. Perciò essere un servo come Cristo, io devo svuotare da me stesso completamente. Non sono io che vivo, ma Cristo vive in me. Che belle parole, no, Apostolo Paolo? E noi ogni tanto abbiamo in memoria questo testo, ce l'ho anche in memoria. Ma è veramente che è Cristo che vive in te? Mi fa vedere. Mi fa vedere. Questa mattina stavo studiando la parola là con un gruppo. La vita cristiana è vita pratica, coerenza, teoria pratica. Altrimenti è teoria fariseo. Acabou, finito. È qua teoria pratica. Se Cristo vive in me, se Cristo è priorità, gli altri vedranno Cristo in me e vedranno che io sono un grande servo.
Tu già sei un giorno deluso con la Chiesa? Solo io? Tu ti sei deluso con la Chiesa qualche giorno? Solo io. In quel momento hai scoperto che io non ero un servo. Se io sono stato deluso, scusate. Se un giorno sono stato deluso con la Chiesa, io sì, tante volte. Da quel momento ho capito che non ero un servo, stavo cercando diritto, ringraziamento, questo per me, questo per me, questo per me, questo per me. E dopo Dio ho detto, Caio, tu non capisci niente ancora? E ho detto, Dio, non capisco niente, perché io sono deluso con le persone, sono deluso con la Chiesa. E Dio, Caio, tu non riesci a capire ancora? No, Dio, perché stavo combattendo contro Dio. Fino che è arrivato quel momento, veramente Dio, tu hai ragione. Se io sono stato deluso, è perché io stavo cercando qualche diritto, ou stavo cercando qualquer mérito, e in quel momento io non ero un servo. Eu não era um servo. Eu era soltanto um essere que estava caminhando em meio ao seu popolo, cercando de essere visto. E Dio mi ha preso, clac, bello, che bello, clac, spazzato. Non ero più io. É questo senso di servo. Filipenses capítulo 2, 5 e 8. Come comincia questo versetto? Abbiate voi um sentimento diverso de Cristo Gesù? Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Qual era o sentimento? O quale, pur essendo em forma de Dio, não considerou l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Ma che cosa fa Gesù? Che cosa deve fare o servo? Che cosa deve fare quella persona che si converte? Mas voltou se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendo-se ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. È questo il senso della vita cristiana. È questo il senso di Natale di Cristo Gesù in mezzo a noi. E questo Gesù che nacque qua in mezzo a noi era un servo. Era Dio dentro di quella mangiatoia. Era Dio dentro di quello posto che nessuna casa voleva ospitarlo. Era Dio. È questo Dio che si svuota, si diventa uomo. E in questo modo, chi sono io che non posso prendere la stessa strada di Gesù? Non è il titolo che fa una persona riconosciuta. Non è il grado di capacità di una persona che fa una persona riconosciuta. Non è la capacità di intelligenza che fa una persona riconosciuta. Una persona riconosciuta è quando una persona è un servo. La grandezza di una persona è quando è un servo. Non è la capacità culturale di una persona che la fa autorevolezza. Non è il valore che la società ti dà. Ma la grandezza di essere un servo, se io vorrei veramente essere una persona riconosciuta, è quanto di più servo io sono. E come è bello venire dopo, ho fatto dopo incontro con i ragazzi, sono tornato qua alle 9 qualcosa di notte, e ancora c'era un gruppo di servi che stava lavorando qua, per lasciare la chiesa, e voi potete adesso stare tranquilli e bene pulita. Perché c'hanno servitori. E ci sono dei servitori. E noi dobbiamo essere di questi veri servitori, altrimenti noi non conosciamo questa grazia di Cristo. O valore che la società ti insegna è che il valore più grande è più bello. Chi di voi qua che avete dei figli ha orgoglio? Mio figlio è un medico, mio figlio è un grande imprenditore, mio figlio è un ingegnere, mio figlio è un amministratore, mio figlio è così. E tu avrai lo stesso orgoglio di dire, mio figlio è un servo. Pastore, io penso diverso. Ok, pode pensar diverso. La Bíblia não me ensina diverso. E hoje c'è questo concetto, no? E tante volte noi parliamo della Bibbia, ma io penso diverso. O servo pensa diverso. Aí quando viene o capo dirà, è diverso. Se tu pensa diverso é porque tu não sei d'accordo com a Bíblia. E se tu não sei d'accordo com a Bíblia, está dizendo, io sono superiore a quello che è scritto nella Bibbia. E che tu sei per cercare di pensare che tu sei superiore alla Bibbia. Quando una persona mi dice eu penso diverso, bom, se io penso A, la persona pensa B, entriamo dove c'è l'unico modo di stare pensando in modo uguale, che è la Bibbia. E se la persona non vuole essere confrontata con la Bibbia, c'è qualcosa. Perché nella Bibbia che mi fa pensare come Cristo pensa di essere un servo.
La mia autorevolezza, la mia autorità, la mia grandezza è basata di essere un servo. E è questo che Cristo mi fa vedere e mi insegna. E è questo che eu estou celebrando in questo periodo di Natale. Eu estou celebrando di essere un servo come Cristo fu un servo. O tu pensa che tu hai diritto, o tu pensa che tu puoi pensare diverso di Cristo. Puoi pensare, ma non mi dica che sei cristiano. Puoi pensare diverso della parola di Dio, ma non venga a dirmi che tu segui Dio. Tu segui a te stesso. Tu segui il tuo proprio ragionamento. E se tu stai seguendo il tuo proprio ragionamento, tu stai seguendo la storia della morte e di un caos. E tra pouco tu vedrai le conseguenze profonde su questo. Ma se tu stai seguendo il ragionamento di Cristo, tu riesci adesso a pulire la tua mentalità e tu diventa veramente un servo. E adesso io sono un servo obbediente ao mio Signore. Noi tante volte vogliamo essere líder, capo, padrone, stare in un posto di governo, di autorità. E Gesù sta dicendo, non è così. Cominci a servire. E é interessante que quando eu comincio a pensar em questo modo, se eu comincio a servire, a parte final do texto de Filipenses diz, e Dio lo exaltou. Ou seja, quando eu sou no più servo, é em quel momento que Dio me... Ah, pastor, mas quem me defende? É Dio. Ah, pastor, mas aqui é Dio. É Dio que exalta, tu não credi, tu não te lai la fede na potência de Dio que exalta. E eu credo. E não importa, le persone possono fare qualsiasi cosa contro di me, c'è un Dio giusto e si manifesta nella sua gloria. Perciò io devo credere questo, io non posso abbandonare questo senso di Natale se non c'è la parte di essere servo. La grande parte dei nostri conflitti che noi abbiamo tra di noi è perché noi stiamo cercando i nostri propri diritti. Comincia a pensare dove sono successi i conflitti. Quando existe um conflito fra me e Astrid, dove sono la base? Um diritto mio, um diritto suo. E di là, conflito. Quando cominciamo a percepire che esiste veramente o senso di essere servo, pace. Ma la maggioranza dei conflitti nostri è o desiderio di qualche diritto. E perciò che noi non riusciamo a capire la grandezza di Cristo. O servo está molto più vicino. Qual è la prima canzone di oggi? Ai piedi dela? E o servo è vicino ai piedi. E o servo è vicino ai piedi delle persone. Che cosa fece Gesù prima della sua morte? Lave i piedi. Serve, un servitore, lava i piedi. É quello che lui fa. É quello che noi dobbiamo fare. E lavare i piedi significa che cosa? Stare vicino ai peccati degli altri. Umiliarsi. È questo che io devo fare. Non è teoria. È pratica, stare vicino ai peccati degli altri. I peccati degli altri non significa aquele pecado, mas o problema de mancanza di gratitudine, di tanti gli altri problemi delle persone, io devo stare ai piedi di questo gruppo di persone. Ma io non farò questo. O servo fa questo. Il servo è disponibile, è pronto per fare questo, perché il servo non ha diritto. Perciò che la parola di Dio que me ensina a essere servo. E se nós estamos pensando diverso, eu não sou um servo. Eu não sou. Tu sei um servo. Nessuno é servo? Tu sei um servo? Esta domanda. Quando riusciamo a inserire questa idea di servo nella nostra vita, noi cominciamo a inserire un desiderio diverso nella nostra storia. Io non penso adesso verso di me, io penso verso degli altri. Quando eu comincio a pensare il senso di essere servo. Vivere verso gli altri è a grande opportunità di essere servo. E quando eu vedo gli altri, io vedo opportunità di servire. Tante volte noi vediamo gli altri come opportunità per uccidere o criticare.
Ma la Bibbia dice, o servo vede negli altri opportunità di servire. E finiamo com o texto di Filippesi capitolo 2, 1 e 4, che è la parte iniziale di quello testo che abbiamo letto prima. Perciò che la parte finale dice così, e abbiate in voi lo stesso sentimento che ha avuto Cristo Gesù. Ma per avere questo testo dobbiamo capire la parte iniziale di Filippesi capitolo 2. Se dunque v'è qualche... Buongiorno Chiesa, tutto bene? Incoraggiamento in Cristo. Se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo... Ma io penso diverso, ok? Avendo o medesimo di pensare, perché o servo inserisce i suoi pensieri nella parola di Dio in obbedienza a questa parola. Avendo o medesimo pensare, o medesimo amore, essendo di un animo e un unico sentimento. Não fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno com estime. Pastore, si può togliere questo testo? Questo testo è una predicazione. Io devo considerare gli altri superiori a me, perché io sto vicino ai piedi delle persone. Se sto vicino ai piedi, io vedo gli altri superiori. Se sto vicino qua alla testa della persona, tu é. Io devo vedere gli altri superiori a me. Quando eu riesco a vedere gli altri superiori a me, io sono un servo. Non fate nulla da parte per vanagloria o per vanagloria, ma ciascuno com humildade estime gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno Cari, se noi vogliamo essere cristiani, è qua. Se noi vogliamo avere la coerenza nella parola di Dio, è qua. Se eu comincio a esigere, se eu comincio a giudicare, se eu comincio a dire qualcosa negativa, eu sono completamente fuori dei princípi di Dio. Eu não vivo Cristo Gesù nella mia vita. Se eu estou vivendo tutto questo princípio di un servo, io riesco adesso a avere pace con me e pace con gli altri. Se eu riesco a inserire tutto questo qua, io riesco a capire il significato di Natale, di Cristo Gesù che è nato per me. Io devo vivere con questo stile di vita, perciò per me non c'è tempesta, qualsiasi problema, io sono pronto a servire, perché io sono un... E o mundo conoscerà che Cristo è venuto in questa terra se avete uno per gli altri. Che cosa dice? Amore uno con gli altri. Unione uno con gli altri. Essere servo uno con gli altri. Perché mentre sto servendo, qualcuno mi sta servendo. Ma io non sto esigendo niente. Io sono soltanto un servo. Se sto cercando qualcosa di qua... Tante volte eu sempre dico questo. Quando a pessoa dica, pastore, sto pensando di cambiare il mio lavoro perché sto cercando di un lavoro più alto. Eu vorrei essere così. La tua morte sta arrivando, carissimo. La tua morte sta arrivando. Eu posso avere un lavoro migliore? Posso. Eu posso avere un stipendio migliore. Non è peccato questo. Ma non deve avere nel mio cuore quello desiderio. È Dio che fa. É Dio que fa. Eu posso ser responsável de qualsiasi coisa, não c'è nessun problema. Ma non può avere nel mio cuore desiderio. Perché è Dio. Perché quando io sono un servo, le cose succedono. E come finisce qua questo testo di Filipensi? E Dio esalta. Quando io sono un servo, è Dio che mi colloca di là. È Dio che mi inserisce di là. Perché è Dio. Perché ao nome di Gesù, tra poco, ogni ginocchio
Tra poco. Se tu vuoi o no, i tuoi ginocchi si piegheranno davanti a Cristo Gesù. Se tu vuoi o no, la tua bocca riconoscerà che Cristo è il Signore. Dentro o fuori di quella porta. Ma tu riconoscerai, perché Dio lo ha esaltato. E se noi vogliamo ricevere qualcosa, o meu cuore è un cuore di servo. Stiamo celebrando o Natale? Sì? Cominciate a servire uno agli altri. E cominciate a servire quelle persone che per te ci sono tante cose da pulire sui piedi. Cominciate a lavare. E questo è Natale. E non importa la tempesta. Io sono pronto. Preghiamo? Possiamo inserire questo testo nella nostra storia? Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Un servo che non ha diritto, neanche la paga. Un servo che non ha diritto neanche di essere felice. Un servo che non ha diritto neanche di cambiare la sua propria storia, perché il tesserino di questo servo appartiene al padrone. Essere servo. Gesù, o grande esempio, o grande modelo. E se noi lo adoriamo e riconosciamo, dobbiamo vestirsi, camminare, pensare come Lui. Um servo que ragiona com o princípio de Dio, del padrone. Qual è la tua motivazione di vita, delle decisioni? Sono i tuoi principi, i tuoi concetti o è la parola? Un servo inserisce la parola di Dio nel cuore in modo molto tranquillo, con molta serenità. Perché è servo. Nosso Padre non è un messaggio, un testo semplice per noi. Perché noi abbiamo un concetto di questo mondo completamente diverso. Ma tu hai lasciato un esempio chiaro, Cristo Gesù. Tuo figlio si svolta della divinità, si diventa un uomo, soffre morte, persecuzioni, ma la tua gloria tu manifesta verso di Lui. Ti ringrazio, Padre, per tante cose belle che tu stai facendo in mezzo a noi, in modo che possiamo essere ancora di più servitori. Ti ringrazio, Padre, perché i tuoi miracoli succedono ai nostri occhi qua. E soltanto possiamo percepire le cose che tu stai facendo se noi siamo servitori. Ti ringrazio, Padre, perché tu hai lasciato un esempio. Tu continui a lavorare, tu continui a agire.
ti ringrazio, Padre, perché tu ci hai lasciato questo esempio. E con tuo sguardo verso di me, tu stai dicendo, Caio, anche tu devi essere mio servo. E così io sia. E così tutti noi possiamo esserci. Veri servitori di Cristo Gesù. Nel nome di Gesù, amém, Signore. Amém? Guarda la persona alla tua destra, alla tua sinistra, dietro, avanti a te e dica, io voglio, non è vorrei, voglio essere tuo servo. Tuo servo. Non è dire, tu devi essere mio servo, no. Io voglio essere tuo servo.